Siete con Penalty ogni domenica a partire dalle 19 sul canale 11 del Digitale Terrestre Video Mediterraneo. Siamo in replica anche mezz'ora dopo la mezzanotte sempre della domenica. Siamo in replica anche sul canale 605 il lunedì alle 21:30 ed il martedì alle 18. Parliamo di Mediterraneo Sat ed inoltre anche il lunedì alle 14 sul canale 694 Mediterraneo News. Allora direttore, Agragas l'abbiamo già detto, credo che probabilmente con questa ennesima vittoria finalmente Agrigento abbandona i dilettanti. Al di là dell'ennesima vittoria e la sconfitta del Torrecuso, che a questo punto penso che abbia spianato la strada all'Agragas. È vero, è vero. Quindi Agropoli e Render stanno sotto a 47. Stanno sotto a 47. Questa è la classifica, eccola. Sì. E quindi questo cosa vuol dire? Che ormai anche la griglia dei playoff... Diciamo che il Torrecuso c'ha ancora una partita da recuperare, sì, quindi però 49 può andare a 52. C'è entusiasmo ad Agrigento, no? Sì, assolutamente sì. E c'è forse anche un bel budget economico? Non lo so. Quando parliamo di soldi, direttori sanno. Beh, chiaramente, no, dico chiaramente per approntare una squadra del genere sicuramente ci saranno delle risorse economiche adeguate a quello che è il campionato. Mario, invece tu volevi chiudere una cosa riguardante anche la Leonfortese, perché oggi in occasione della festa delle donne cosa hanno fatto a Leonforte? Era un piccolo collegamento, le donne non pagavano, un omaggio alle donne. Bene. Perché? Per ricordare questa giornata straordinaria in onore delle donne, ma anche perché contro il Noto si era fatta la stessa cosa e la Leonfortese aveva vinto. Noi sappiamo che comunque non è secondaria, diciamo, la scaramanzia nel calcio, quindi forse anche per questo. Comunque la Leonfortese ha vinto anche oggi, sta in una cassaforte abbastanza lontana dalla zona retrocessione dei play-out, è sufficientemente vicina ai play-off, anche se poi non si sa quali siano realmente le ambizioni di questa squadra. Lo scopriremo solo forse il prossimo anno. Sicuramente sì. Quando si dovranno poi iscrivere al campionato di Lega Pro. Bene, adesso parliamo del campionato di eccellenza e ritorni di nuovo tu in veste di protagonista con i risultati di questa 11ª giornata di ritorno, oggi 8 marzo, festa delle donne. Vai. Allora, Monreale Alcamo 1-3. Serra di Falco Atletico Campofranco 2-3. Camarat Mazzara 1-3, Marsala Paceco 2-0, Dattilo Noir Parmonval 3-2, Riviera Marmi Pro Favara 1-1, Ribera San Giovanni Gemini 2-1, Mussomeli San Cataldese 1-1. Benissimo, in classifica abbiamo questa ennesima vittoria del Marsala che arriva a 56. Mario, come vedi la situazione? Beh, qui c'è soltanto lo striscione del traguardo in vista per il Marsala, non c'è nient'altro da dire. Piuttosto nella zona playoff ci sono 6 squadre in 5 punti e quindi la situazione è straordinariamente interessante. Possiamo vedere la classifica, mentre nel frattempo io vi parlo del Mussomeli che ultimamente ha avuto un ciclo di fuoco che non si esaurirà fino alle prossime 2 settimane. Ma la vittoria manca da troppo tempo. Sì, perché nelle ultime 3 partite ha incontrato tutte squadre d'alta classifica, 0-0 con la Pro Favara, nel recupero con Parmonval 0-0 in mezzo alla settimana e 1-1 oggi con la San Cataldese. I gol sono stati di Morello da una parte e del solito Scillufo che si è inserito dopo un retropassaggio della retroguardia e ha fatto il suo solito gol, lui è un capocannoniere assoluto. Vi volevo raccontare un brevissimo aneddoto troppo divertente. Oggi ci racconti solo storie. Non ve lo posso risparmiare, avrete forse letto, però la partita che si doveva recuperare in settimana tra Serra di Falco e Pro Favara è stata rinviata per la 4ª volta consecutiva. Motivo? Per le prime 3 volte c'è stato brutto tempo, alla 4ª volta il più improbabile dei nisseni, ovvero José Maria Nakshedi, si fa male e quindi sarebbe l'arbitro. Sì, sarebbe l'arbitro, si fa male, quindi si deve recuperare questa partita per la 4ª volta di fila. Succede anche questo, direttore. Assolutamente. Assolutamente. Allora, passiamo subito adesso al girone B, perché dobbiamo parlare di un girone che questa settimana, in questa domenica, ha riservato parecchie novità. Guardiamo i risultati e poi li commentiamo con i nostri ospiti e con il commento tecnico di Mario Cardone. A te. Dunque, Città di Rosolini a Cireale 2-1, Città di Vittoria Catania San Pio 0-0, Città di Scordia Taormina 5-1, Castelbuonese Città di Siracusa 1-1, Igea Vitruso Città di Messina 2-0, Giarre Modica 2-1, Paternò Sporting Via Grande 3-2.
Allora, questa sconfitta del Siracusa, un pareggio che suona suona come una sconfitta, no? Sì. Adesso poi sentiamo cosa dice il direttore, però io credo che a questo punto si è riaperto tutto. Assolutamente sì, una partita particolare e decisiva, quella giocata a Castelbuono, perché in settimana si è riunita la commissione e dopo diverse settimane, anzi 2 mesi, ha deciso che a Castelbuono si può giocare. Sappiamo che quello stadio è molto caldo e può fare la differenza. Il Castelbuono in promozione aveva giocato a Bagheria negli ultimi mesi, per farvi capire qual era la situazione. Si gioca nella Bolgia, Serafino, l'allenatore del Siracusa, in settimana aveva calmato gli animi, aveva detto siamo davanti ma facciamo attenzione, sì, perché si vede che la squadra un pochettino sta sentendo questo vantaggio e lo sta amministrando con quel tanto di fatica che comunque è prevedibile in queste situazioni. Tra l'altro il tema vivo è questo: questa squadra sta bene fisicamente o non sta bene? Ci sono molti giocatori che sono over 30 da un pochino di tempo, quindi questo è il tema vivo. Lo Scordia, più fresco atleticamente, sta sfruttando le sue armi, ancora a -2, tutto aperto. Suona rumorosa anche la sconfitta a Rosolini della Cireale, un ennesimo capitombolo fuori casa per una squadra che in casa gioca bene, riesce a fare il risultato. Fuori casa, se non sbaglio, una sola vittoria a Modica, se non ricordo male, e credo di no. È vero. Direttore, Scordia che è lì, 2 punti, adesso sono veramente pochi 2 punti. Sono pochissimi. Pochissimi, grande rincorsa, e a questo punto sono lì. Anche se non c'è da sottovalutare il pareggio del Siracusa, certo, a Castelbuono, è sempre un campo difficile. È un campo difficile, è una squadra che lotta per i playoff, per cui era una partita tosta. Ma lei che ne pensa di questa situazione? Chi vincerà secondo lei? Conoscendo anche l'aspetto tecnico di entrambe le squadre. Diciamo che il tasso tecnico del Siracusa, la città e quant'altro lasciano preponderare verso di loro il risultato finale, però questo Scordia sta dimostrando di essere una squadra tosta, per cui penso che dovranno stare attenti a lottare fino alla fine. È un piccolo centro, però economicamente importante Scordia, nulla da dire. Molto probabilmente, certo. Sicuramente sì, stanno facendo molto bene e quindi ci crederanno fino in fondo. Ettore, un'ultima cosa va detta in favore dell'Igea Virtus, alla 6ª vittoria consecutiva, una squadra che ha cominciato da prima in classifica questo campionato, se ricordiamo bene, qualche mese fa, poi un blackout di diversi mesi, adesso sono tornati e sarebbero oggi nei playoff. Però io attenzione, ricordo che in questo girone c'è il mister bianco famoso che ha mollato all'inizio, falsando anche un po', sicuramente anche il campionato, no? Cioè il fatto che poi iscrivono le squadre e dopo qualche settimana abbandonano tutto ha dell'incredibile, no? Parma Docet, no? E lo stesso è successo anche nel nostro campionato, sì, con 2 squadre che hanno mollato, sì, per cui ogni domenica ci sono 2 squadre, che devono, nel vostro girone sono che 2 devono riposare, quindi è incredibile. Il momento, la Lega dovrebbe provvedere prima, però. E come? Non facendole iscrivere, ci sono certe garanzie. E le garanzie sono l'iscrizione al campionato. Una volta che uno si iscrive, giustamente, poi tutto il resto è noia. Tutto il resto viene di conseguenza. Anche il Vittoria stesso è un fattore in questo senso rispetto al... Certo. Oggi per esempio ci raccontava il direttore della San Pio X, sì, oggi il Vittoria è sceso in campo con 5 giocatori ancora nuovi, provenienti dal Campano, dal Calabrese. Queste sono le informazioni, e quindi chi lo sa che farà il Vittoria. In questo momento gioca i play-out, ma chissà chi sono questi, non li conosciamo, non sappiamo il loro valore. Ha dell'incredibile. Difficile da decifrare questo campionato. Succede nei dilettanti. Purtroppo nei dilettanti bisogna rendersi conto che succede una cosa di questo genere. Però è un campanello d'allarme, perché abbiamo visto che è successo anche tra i professionisti, e quindi questo ci deve portare a riflettere un attimino su la Lega dovrebbe avere un pugno un po' più forte sotto questo punto di vista. Su quello che potrà accadere. È vero, è vero. Voglio ritornare di nuovo a parlare con Catania, perché voglio parlare con Gabriella Di Piazza di questa bellissima realtà che è la Rainbow Basket di Catania. Nel frattempo possono partire anche alcune immagini di supporto. Coach, com'è la situazione? Il basket femminile, che è una bellissima realtà soprattutto a Catania, vive in questo momento comunque giorni felici, no? Se non sbaglio. Sì, perché effettivamente dal punto di vista proprio di classifica le prime 2 squadre siamo 2 catanesi. Noi siamo in prima posizione, ci segue la Lazio, che è una compagine molto ben attrezzata e che ambisce come noi a poter accedere agli spareggi. E anche come settore giovanile devo dire che la nostra società sta lavorando tantissimo proprio per rinfoltire e cercare di creare proprio un legame molto forte con la prima squadra,
ma aumentare soprattutto il numero dei tesserati che negli ultimi anni diciamo, è stato un po' deficitario. Una buona squadra deve avere un buon settore giovanile che è sicuramente la vera linfa della società. Quindi attingete molto dalla squadra giovanile, quindi ve li costruite in casa i campioncini in prospettiva prima squadra. Questa è una cosa penso molto, molto bella. Certo, in prima squadra noi abbiamo molte ragazze under 17, hanno esordito anche delle ragazze degli under 15, perché poi chiaramente c'è un limite di età per cui le ragazze, le più piccole non potrebbero accedere, ma non ne avrebbero neanche al momento anche la possibilità dal punto di vista tecnico. È importante far capire alle ragazze che quello per loro può essere intanto un punto di arrivo accessibile con il duro lavoro in palestra, già il guadagnarsi una convocazione per loro deve essere motivo di orgoglio. La maggior parte delle ragazze sono catanesi, le giovani chiaramente sono tutte di nostra, tra virgolette, diciamo di proprietà, di nostra provenienza. Tra l'altro voi avete un presidente poliedrico, no? Insomma dinamitardo oserei dire, nel senso che è uno che insomma, coinvolge in prima persona tutto l'ambiente, no? La sua determinazione porta probabilmente ad avere anche dei risultati positivi nel campionato. Assolutamente sì, perché lui è vulcanico, d'altronde è nato sotto l'Etna, quindi non poteva essere altrimenti. È una persona molto caparbia, costante, poi ha una enorme passione. Ecco, in certi momenti forse anche diciamo sovrabbondante, però è lui il vero motore poi della società, perché è lui che dà gli stimoli, che crea diciamo, anche gli obiettivi, che si muove in prima persona anche per quanto riguarda la veicolazione della nostra immagine, quindi ben vengano i presidenti che sono così impegnati e che abbiano questo entusiasmo, non quei presidenti pro forma, ma quei presidenti che sono parte attiva, l'anima della società. Certo. Valentina Mammino, abbiamo parlato di sport al femminile, però dietro c'è un sacrificio enorme anche del gruppo dirigenziale che spesso e volentieri però è maschile. Come si spiega questa cosa? C'è grande movimento femminile nello sport, però quasi sempre dirigenti insomma al maschile. È una cosa un pochettino che è strana, no? Che ne pensi? Torniamo sempre a quel discorso, ora poi magari è anche facile, i soliti luoghi comuni, però ancora diciamo è chiaro quando si parla di parità tra uomo e donna, però ai vertici lo attesta anche la stessa politica, è già difficile arrivare a vedere la presenza di un numero di donne pari a quello degli uomini e sempre volendo magari andare oltre il discorso sportivo. Mi colpiva ieri proprio un discorso che non c'entra nulla, però già questo ti fa capire come a volte noi donne restiamo in minoranza e in commissione toponomastica, ti parlo del comune di Catania per esempio, è stato approvato un emendamento per cui adesso cioè è stato notato che il numero di strade che sono intitolate alle donne nella città di Catania è di gran lunga inferiore a quelle dedicate invece agli uomini. Attiviamoci allora. E soprattutto si faceva riferimento alle donne che hanno fatto grande lo sport, che hanno fatto grande l'arte, anche in politica. E allora torniamo poi al discorso che fai tu, i dirigenti in ambito sportivo sono uomini, è vero, ma probabilmente questo è un retaggio culturale che ci portiamo dietro. Anche le giornaliste... Questo fondamentalmente, certo. non per altro. Anche le giornaliste al femminile devo dire che sono inferiori di numero rispetto a quello maschile, però tu devo dire stai facendo un percorso straordinario, stai guidando una bellissima redazione qual è appunto quella di Sesta Rete, sei in prima persona operativa nel mondo del calcio perché la tua voce e i tuoi commenti sono sempre molto taglienti, corretti ed educati. Tra l'altro alle tue spalle abbiamo una rappresentanza femminile del calcio, a dimostrazione che comunque evidentemente si sta migliorando, no? Questo rapporto e questa differenza. Adesso loro sono prossimi alla promozione nel campionato di Serie A, quindi dietro ci sarà sicuramente tanto entusiasmo, ma anche penso qualità tecnica.
Ettore, ma chiaramente guarda, se noi dobbiamo discutere il discorso qualitativo, il discorso tecnico, io credo che quando si parla di sport non esistano differenze tra uomini e donne, ecco. Quindi è chiaro, ma quante donne hanno fatto grande lo sport, non solo a Catania, ma anche appunto ovunque. Le donne fanno grande tutto quello che fanno, ma non lo dico perché sono donna, però le donne mettono tutto quello che hanno dentro e secondo me a volte hanno anche una marcia in più, perché hanno in termini di determinazione anche quel quid in più che a volte fa la differenza rispetto agli uomini. Qui abbiamo delle ragazze alle mie spalle, poi magari ecco darai loro la parola, è chiaro che anche queste ragazze si spendono nel mondo dello sport ogni giorno, danno un contributo ed è bello vedere, ma poi qui chiaramente non c'è poi neanche più discorso uomini e donne, lo sport è bello perché ti permette a volte di estraniarti da quelli che sono i problemi della vita, quelle che sono le difficoltà. Nello sport un po' tutti riusciamo ad alienarci e a vivere dei momenti, ecco, sia per chi lo vive in campo ma anche per chi lo guarda. Poi andiamo per esempio al discorso calcistico, il tifoso in quei 90 minuti dimentica quelli che sono i problemi della sua quotidianità e quindi è anche bello che chi è in campo sappia che in quel momento ha un fardello, quello di non deludere chi ripone delle aspettative. Perfetto. Come si vede che fai la giornalista televisiva? Sei stata come al solito molto tecnica. È una giornalista che parla di calcio, che è sempre una materia molto difficile, direttore, soprattutto quando la debbono raccontare in questa maniera, essendo donna. Beh, diciamo che non ho il piacere di conoscere la signorina, ma dimostra di avere una grandissima competenza, per cui penso che gli verrà anche facile. Ben venga quindi quando ci sono queste donne così rampanti nel mondo del giornalismo. Assolutamente sì, ma io penso che le donne facciano bene in tutti gli ambiti, in tutte le loro manifestazioni. E poi ci comprendono soprattutto la domenica quando noi parliamo solo ed unicamente di calcio. Ma ha detto una cosa che condivido appieno, quella della determinazione, perché sì, sono convinto che le donne quando vogliono raggiungere un obiettivo, forse più degli uomini riescono. È vero. Quindi... Benissimo, allora a questo punto io congedo questo duo al femminile da Catania, quindi saluto il coach, perché è giusto il termine coach, della Rainbow Basket di Catania, Gabriella Di Piazza. Buon lavoro coach e buona fortuna per il proseguo del campionato. Ringrazio veramente intanto di essere stata invitata, speriamo di poterci rincontrare in un momento successivo, anche quando avremo la possibilità di fare gli spareggi per poter accedere alla serie superiore, di venire qui con un sorriso sulle labbra. Sarete sicuramente invitate per festeggiare appunto questo eventuale e speriamo positivo avvenimento che succederà tra qualche settimana. E ringrazio Valentina Mammino, amica, nonché insomma grande competenza inerente al mondo del calcio. Valentina, io ti vedo bene sicuramente in un appuntamento che parla solo ed esclusivamente di sport in genere, non necessariamente solo di calcio, perché la tua è una bella competenza. Grazie Ettore, io ti ringrazio per le parole, ti ringrazio per l'invito e ne approfitto per dire che sono stata veramente onorata di essere qui oggi, perché io Penalty, come ben sai, l'ho vista nascere, quindi ti guardo sempre con grande affetto, è un bellissimo progetto che stai portando avanti ormai da alcuni anni, un progetto ambizioso, un progetto importante, perché dai una vetrina a quelli che sono, quello che è il cosiddetto calcio minore, che poi minore non è, perché lo slogan di Penalty, tutto il calcio, di cui il calcio vero non parla mai, è vero più che mai, tu accendi i riflettori, ecco, su queste realtà che meritano la luce accesa, e lo fai con grande professionalità e con grande entusiasmo, e sottolineo proprio l'entusiasmo che hai, perché poi è quello che molto spesso fa la differenza. Grazie ancora Ettore.
Grazie a Valentina Mammino, buon lavoro e buon proseguo con la redazione di Sesta Rete di Catania. Ci dobbiamo fermare, volevi dire qualcosa tu sul campionato di eccellenza per chiudere, così possiamo passare alla pubblicità e poi parlare di promozione, perché qui insomma il direttore ci dovrà dire alcune cose anche su Ragusa e poi conoscere i nuovi 2 ospiti che ci raggiungono a Catania. Volevo semplicemente dire che tra poco ci divertiremo con i 4 nuovi round di promozione, 4 campionati molto competitivi e interessanti a loro modo, quindi Ettore mi sa che dobbiamo procedere oltre adesso. Allora a questo punto la parola la passiamo alla nostra splendida Valeria, sarai tu ancora una volta a dare il lancio pubblicitario. Allora, mi raccomando, restate con noi, manchiamo solo pochi minuti. Pubblicità. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.